descriverebbe la sua cucina in poche parole? Semplice, curata e ricca d'amore. Com'è cucinare per una clientela così varia? Per una clientela locale, italiana e per una clientela internazionale? Non le dico che è semplice, anzi, non è nemmeno difficile, ma è particolare perché ad accontentare molte bocche diverse e nazionalità diverse, ma con il nostro banqueting folder ben fatto riusciamo ad accontentare tutti e lo facciamo sempre mettendoci quel qualcosa in più che serva per accontentarli. Quanto influisce il territorio veneto nelle sue scelte e nei suoi piatti? Molto, soprattutto dal punto di vista della stagionalità. Quindi noi andiamo a rifornirci anche da un fornitore zona Trevigiano, dove andiamo appunto in base alla stagionalità, vado a scegliere i prodotti. Adesso siamo in primavera, quindi nel menù della carta noi abbiamo carletti, bruscandoli, asparagi e quant'altro che ci offre il territorio. Ecco. Che dal punto di vista della banchettistica usiamo salumi del territorio, salumi e formaggi del territorio. Qual è il piatto che rappresenta meglio la sua identità in cucina? Allora, io non ho un piatto iconico che mi rappresenta, perché cerco di rappresentare me e i miei ragazzi in tutto quello che prepariamo. Da un semplice primo piatto, da un semplice antipasto a un secondo piatto e un dessert. Infatti nella nostra cucina qui al Move Hotel, nel momento in cui andiamo a mettere giù il menù stagionale, c'è la collaborazione di tutti, perché siamo una squadra e io penso che non debba essere solo lo chef e l'idea dello chef in quel menù, ma deve esserci l'idea della brigata, della squadra e di tutto il team della cucina, perché secondo me è importantissimo. Riesce a unire tradizione e innovazione nel suo menù? Assolutamente sì, e lo faccio tramite piatti della tradizione rivisti. Faccio degli esempi. Adesso in menù abbiamo le seppie con i piselli ed è un piatto rivisitato in maniera proprio primaverile. Abbiamo una crema di piselli e delle seppie scottate semplicemente alla piastra e poi impiattate con cura nel momento dell'uscita, ecco. E sono piatti semplicissimi. Rivediamo anche un po' le ricette della cucina italiana di varie regioni. Ad esempio abbiamo rivisitato un pecorino e carciofi con un carciofo italiano cotto a bassa temperatura e poi viene praticamente piastrato e ricoperto di questa crema di pecorino. Abbiamo rivisto un po' questo e menta, ecco, abbiamo rivisto un po' il carciofo, pecorino e menta. Qual è la richiesta più curiosa o sorprendente che ha ricevuto da un ospite? Ci richiedono, allora, essendo una clientela molto varia, a volte al ristorante ci arrivano richieste di, ad esempio, spaghetti piccantissimi con del pollo o delle polpette che cerchiamo sempre di accontentare. Queste sono proprio le richieste proprio più strane che arrivano. Per la clientela italiana non ci sono richieste proprio strane, però dalla clientela straniera sì.